Buongiorno a tutti, guardate che panorama meraviglioso. Sto per entrare nell'Opera 2 di San Rocco Ponte del Cristo, sbarramento San Rocco Ponte del Cristo, che si trova vicino a Pietratagliata. Purtroppo le mappe non sono precise al 100%, infatti oggi in molti luoghi non sono riuscito a trovarli e proprio per questo credo che questa sia l'Opera 2 e lo credo per un motivo. Lo credo perché è indicata molto vicino a me, quindi essendo indicata molto vicino a me presumo che sia questa, ci sia qualche errore di alcuni metri nelle mappe, anche dovuti al fatto che siamo in montagna, quindi non c'è linea. Guardate le indicazioni. Allora premetto che sto facendo un altro esperimento, sempre riprese con il grandangolo come mi è stato consigliato. D'altronde io non sono un esperto nella fotografia e nelle riprese, per quanto abbia fatto centinaia di video, ormai più di 1000. Però visto che mi è stato consigliato all'interno di questi luoghi stretti di usare il grandangolo, lo sto usando e vi dico subito che dalle scritte recenti e anche dalle canalette, dalle prese elettriche, dalle attrezzature che si vedono qui montate, quest'Opera 2 è stata, secondo me, non ne ho la prova, ovvio, parlo da come la vedo, è stata riutilizzata durante la guerra fredda dagli alpini d'arresto. Qui vedete hanno portato via i cavi elettrici, purtroppo sì. Purtroppo hanno portato via, guardate, vedete, hanno svuotato le canalette di tutti i cavi elettrici, una vergogna, un vero schifo. E qui si esce, vediamo dove usciamo. Tanto io comunque devo tornare indietro perché mi mancano delle discese. Cavolo, sono ancora sulla ciclabile Alpe Adria, pazzesco, è pazzesco. Sono mimetizzate a pochi metri da noi, qui passano ogni anno migliaia di persone in bicicletta e non tutti, anzi probabilmente pochissimi, sanno quante belle cose ci siano da visitare. Madonna che duro sto portellone. Sì, anche qui hanno portato via i cavi elettrici. Allora ripeto, poi qualcuno mi correggerà degli esperti, però qui le canalette, tutte queste cose qui, le scritte, mi sanno, non di Vallo Alpino perché non vedo anche i cavi elettrici, roba degli anni 40, 30, 40, ma vedo più roba degli anni 50, 60, eventualmente 70. Quindi probabilmente, appunto, vi dicevo, questo è stato riutilizzato dagli alpini d'arresto. Allora io vi dico una cosa, che non ho mai visto un bunker così grezzo al terreno. Cioè mi spiego, per terra non è tutto liscio cemento, ma è in parte grezzo, cioè malta grezza, cioè non so se sia calcare che si è formato negli anni, non lo so, non so cosa sia. Allora qui c'è la scala a chiocciola, famosissima, è la terza che vedo, perché di solito non ci sono distrutte dalla ruggine. Se riuscirò a salirla, credo che mi porterà vicino all'entrata, da dove sono appunto entrato. Ma aspettate, qui ce n'è un'altra. E questa dove mi porta? Oddio. Io ci devo cercare di salirci.
sembra abbastanza rigida, abbastanza, però qualche scalino flette sotto il mio peso, non è molto bella la cosa. Guardate, da qui si sparava, non si è mai sparato probabilmente, però lì probabilmente c'era una mitragliatrice pronta a sparare sugli invasori jugoslavi, visto che è stata riutilizzata appunto dagli alpini d'arresto praticamente in ambito NATO, per la difesa per un'eventuale invasione della ex Jugoslavia. Ok, allora noi siamo venuti da sinistra, giusto? Sì. Guardate, c'è scritto anche uscita qui, ma lo sapevo che si usciva da qui, comunque dovevo ancora farlo qui, ma questi sono bunker semplici, cioè onestamente se mi perdo oggi è una tragedia. Wow, e dove si va qui? Allora, questi scalini li sento particolarmente solidi, quindi provo a percorrerli. Aia, mi tocca stare piegato come un taccuino, come si dice a Venezia, piegato come un taccuino, ho tirato una craniata su uno scalino ruggine. Wow, adesso iniziano a farsi complicate le cose, perché stiamo iniziando ad andare un po' giù. Vabbè, ma tanto anche se andiamo giù poi torniamo su, che problema c'è? Allora sì, mi sembra di vedere che col grandangolo si veda molto meglio. Bene, comunque continuiamo le nostre riprese. Qui ancora guaine svuotate dai cavi elettrici in rame. Che bello. Ecco, qui ci sono i tombini aperti e non è una bella cosa, come voi sapete. Non è una bella cosa, come voi sapete. Cioè è pericoloso più che altro, non è una bella cosa, è pericoloso. Cavolo, ma qui sembra dove sono entrato. Sembra dove sono entrato. Ma io questa ci sono... Ah no, questa dà sulla strada. Questa è la Ponte Bana. Questo dà sulla Ponte Bana. Wow. Ed è ancora grezza questa parte di bunker. Pazzesco. Pazzesco. Siamo scesi praticamente di una quindicina di metri dal livello della pista ciclabile, siamo scesi fino alla strada, indicativamente un 15-20 metri circa, perché poi dipende anche da dove, ma guardando gli scalini sì, saranno 15-20 metri probabilmente, forse anche qualcosina di più. Bene, adesso siamo pronti ad uscire. Siamo pronti intanto a risalire tutto queste scale a chiocciola. Oggi ho il fiatone, ragazzi. Oggi ho camminato, solo per arrivare qui ho fatto circa 5 km. E oggi è anche freddo, quindi sono vestito più grosso e quindi sudo. Mamma mia, questi non li ho mai fatti. Vediamo come sono. Qualcuno flette sotto il mio peso, però credo che siano quelli che ho visto vicino all'entrata. Mamma mia. Sì, eccoci qua.
Arrivati alle entrate, quindi usciamo. Per chi mi dice che ho il fiatone, ricordatevi che devo camminare in una struttura che non conosco, facendomi luce, evitando tombini, scendendo scalini e il tutto facendo anche una ripresa e commentando. Quindi o respiro o parlo. Io durante tutto il video parlo e quindi è ovvio che abbia il fiatone. I miei primi video li facevo silenziosi e vi posso garantire che non erano belli. Dall'Opera 2 del Ponte del Cristo è tutto. Buona giornata.